Grecia, 1655. Un Maya aveva detto che nel 2012 avverrà la fine del mondo. Io ero uno che non credeva in nulla. Pensavo che non fosse vero. Pensavo che era tutta una farsa. Un modo per spaventare il popolo. Ma tutti ci credevano. Iniziarono a costruire bunker, anche in Grecia. I nostri templi si svuotarono. Nessuno più viveva dentro. Non c'era più nulla. Nulla, niente. Decisi allora di creare una macchina del tempo, per arrivare nel 2012 e vedere se la profezia era giusta. Era pronto. Mancava solo una cassa che potevo prendere. Dovevo andare a prendere. Ero pronto. Apri la cassa, attivai la leva ed ero pronto a partire. Il druido aveva ragione. Non c'era più nulla ormai. Ero rimasto da solo. Ho trovato una casa, un'unica casa. Ero andato al nord, 3 chilometri a nord, 3 chilometri a sud, 3 chilometri a ovest. Questo ho fatto 100 metri. Ero ormai finito, ma la TV avevano detto una cosa che mi ha fatto credere fino all'ultimo, ovvero vivete fino all'ultimo, questo è il nostro pianeta. Allora io decisi di uscire da casa, mettermi in viaggio verso un nuovo posto, un posto in cui potevo vivere, questo 2012. Le breaking news avevano detto una cosa. Il campo di azoto si è rotto, l'atmosfera, in poche parole, si è rotta per colpa di un meteorite di una navicella spaziale mandata male. E ci sono tante gradi all'ombra. Dopo tanto tempo, vidi un posto, una scintilla di speranza, un accampamento, anche un cartello. Avvicinai. Base 677 5. Era un campo base, c'era anche una scritta. Finalmente, un posto. Entrai. Chiusi la porta alle mie spalle per non far entrare nessuno. E vidi tutto questo. Non c'era nessuno, era un campamento abbandonato. Però per adesso non c'è nessuno. Enter for extreme necessity. Without need a lockpick. Presto c'erano le bombe a gas. Se l'argomento fosse sotto attacco. Generatori. Mortai. Questa era la mia base, la speranza di una nuova serie. Minecraft 2012. Minecraft 2012. 12.